Buongiorno a tutti, benvenuti a questo corso a Scuola d'Europa promosso e prodotto dall'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Io mi chiamo Andrea Zannini, sono un docente di storia moderna dell'Università degli Studi di Udine e sono anche, faccio parte del consiglio direttivo dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Questo corso è articolato in 5 lezioni, se non vado errato, e io curerò le prime 2 che sono dedicate alla formazione dell'idea prima e alla formazione storica dell'Europa nel Novecento poi. Questa prima lezione è dunque dedicata alla lunga storia dell'idea di Europa. Prima di cominciare vi faccio vedere alcuni libri che trattano di questo argomento e che possono magari servirvi per alcuni approfondimenti. Il primo è un libro che ha molte decine d'anni, ma è un classico che vi consiglio di leggere, Federico Chabot, Storia dell'idea d'Europa. Il secondo è un libro che anche questo ha una ventina d'anni, quindi molti meno di quello di Federico Chabot, e si intitola Europa, storia di un'idea e di un'identità, dello storico finlandese Heikki Mikkeli, e è più dedicato alla storia del Novecento. E poi vi faccio un po' di pubblicità. Questo è il libro che io uso all'università per i miei corsi di storia dell'Europa, un libro che ho scritto qualche anno fa e si chiama Storia minima d'Europa dal Neolitico a oggi. Questa mia lezione sarà una lezione classica, quindi frontale, non userò artifici informatici. Come seguire la lezione? Beh, prima di tutto, care studentesse e cari studenti, la cosa fondamentale è l'attenzione e la concentrazione. Quindi se la state seguendo a scuola o la seguirete a casa, se state seguendo a scuola o seguirete a casa questa registrazione, l'importante è seguirla senza interruzioni, senza telefoni cellulari che suonano, possibilmente senza interromperlo, non come fate quando vedete le serie TV. Ecco. Poi è importante quando si segue una lezione, un discorso orale, è molto utile fissare dei punti sulla carta, prendere degli appunti, che non vuol dire trascrivere quello che l'oratore dice, ma fissare quelli che a voi sembrano i punti essenziali, i nomi, le date, i concetti chiave. Questo imparerete col tempo, soprattutto quando andrete all'università o quando nel vostro lavoro seguirete relazioni, convegni e quant'altro, è già una forma di impadronirsi dell'argomento che si ascolta. Quindi vi invito a prendere degli appunti vostri che servono per voi e la cui validità è data da una prova molto semplice. Se rileggendoli capirete quello che avete scritto e riuscirete a conservare i punti più importanti o quelli che vi sembrano più importanti di ciò che avete ascoltato, sono buoni appunti, altrimenti se sono inutilizzabili dovete cambiare sistema. La lunga strada dell'idea d'Europa. Questo è il tema di questa mia lezione. Lunga perché? Perché possiamo risalire fino alla notte della storia d'Europa per discutere del concetto di Europa, che prima di tutto si presenta come un concetto mitologico, quindi affonda le sue radici nella storia prima delle prime civiltà che ora chiamiamo europee, che ci hanno lasciato alcune
testimonianze. C'è naturalmente la storia di una idea geografica d'Europa e questa mi interessa meno, è molto in realtà affascinante, si muove dai primordi della storia d'Europa, soprattutto al tempo della grande espansione culturale greca, della Grecia classica, quando si comincia a formulare un'idea d'Europa che sostanzialmente si avvicina molto a quello che stava dietro al mondo greco. Per i greci siamo noi greci e l'Europa, quindi qualcosa che stava a fianco, per esempio la penisola italica, o che stava poco più in là. Il mondo greco conosciuto arriva, come sappiamo, alle colonne d'Ercole, cioè allo stretto di Gibilterra. Con i romani questo spazio europeo si estende alle isole britanniche, i romani non conoscono ancora la penisola scandinava, che sarà conosciuta solo più tardi. E poi c'è naturalmente la progressiva conoscenza ed espansione del concetto geografico d'Europa a tutta l'est europeo, fino a inglobare quello spazio ancora confusamente europeo che corrisponde alla Russia. Non esiste un confine geografico dell'Europa, perché la nozione di continente è puramente convenzionale, no? I continenti non sono un dato fisico, ma un dato culturale, tanto è vero che per alcuni paesi sono 5, in alcuni sistemi scolastici sono 6 e 7, e quindi il confine dell'Europa verso est è un confine mobile, liquido, incerto. E non mi interessa tanto l'idea geografica d'Europa, che pure, come avete capito, è un concetto e una storia affascinante. A me interessa la storia e l'Europa come processo storico, cioè come si forma l'Europa, come si forma l'idea d'Europa. E questo sarà in breve, sinteticamente, l'argomento che tratterò in questi 40 minuti. Perché processo storico? Perché l'Europa è un divenire, è un qualcosa che si va delineando nel corso della lunga storia dell'Europa, no? La lunga storia della antropizzazione di questo spazio che abbiamo capito si può far coincidere con l'ultima parte occidentale della grande massa emersa che chiamiamo Asia. Ecco, è un processo storico che attraversa varie fasi e che attraversa anche vari momenti di contaminazione con altre popolazioni, con altri uomini e donne che vengono da altri continenti. Anzi, potremmo dire che la prima storia d'Europa, la più antica, quando è arrivato l'Homo sapiens sapiens, oppure quando si assiste a quel processo che va sotto il nome di transizione neolitica o neolitizzazione, sono tutti momenti in cui l'Europa è, mi viene da dire invasa, però questo ha troppi echi con la contemporaneità, viene popolata da uomini e donne, da popolazioni che vengono da altre parti o da tecniche economiche produttive che vengono da fuori, oppure a quanto sembra addirittura da una lingua che viene da fuori. No, la matrice della gran parte dei ceppi linguistici europei si rifà a una protolingua che forse corrispondeva a un protopopolo che si chiamava indoeuropeo. Ma questa è la storia lontanissima. Quando incomincia a coagularsi, a sedimentarsi un'idea, tra virgolette, moderna di Europa, in realtà
più di 2000 anni fa, al tempo dei Greci, e con un meccanismo che vorrei spiegarvi funzionerà fino al giorno d'oggi. È un po' il meccanismo fondamentale alla base del quale ci si forma come comunità un'idea di se stessi. Questo meccanismo, ve lo spiego in termini molto semplici, è un meccanismo di contrapposizione. Chi sono io? Lo capisco solo guardando chi sono gli altri. Ma vedrete che l'esempio che vi faccio subito è abbastanza intuitivamente semplice. Quando i greci, che erano sostanzialmente un insieme di poleis, quindi di entità territoriali autonome, usiamo il termine città-stato che per altri versi è fuorviante, considerano se stessi come qualcosa di unito quando si contrappongono agli asiatici, ai barbari. No. Questo è il meccanismo alla base un po' di tutte le autodefinizioni di popolazioni, di processi storici all'interno della storia. E sono, diciamo, questo è il meccanismo appunto che regge questo tipo di costruzione culturale. E cosa dicono i greci? Beh, si differenziano dagli asiatici sostanzialmente perché essi ritengono di governarsi attraverso le leggi, mentre gli asiatici sono sottoposti agli despoti. Non sono popolazioni che si governano attraverso le leggi, ma si governano attraverso l'autorità e il despotismo dei loro sovrani, dei loro principi. Questo meccanismo di contrapposizione si estenderà dai greci agli europei secondo i passaggi che noi vedremo. Addirittura nella Grecia classica avrà un potentissimo medium di diffusione, il teatro. A un certo momento, all'epoca delle guerre peloponnesiache, quindi siamo al IV secolo a.C., comincia a esserci una tradizione di opere teatrali nelle quali agli asiatici vengono assegnati i peggiori misfatti, dagli assassini all'incesto, alle peggiori nefandezze umane. Questo serve a distinguere i greci liberi, che vivono liberi perché sotto il dominio delle leggi, dagli asiatici che vivono sotto il dominio invece dei loro sovrani. Questo è un meccanismo apparentemente molto grezzo, no? È un meccanismo molto schematico, noi contro loro. E però sarà declinato nel corso dei secoli lungo moltissime varianti e contribuirà a costituire il terreno su cui verrà seminata l'idea di Europa. Un secondo forte elemento che contribuirà a questo meccanismo si avrà col cristianesimo. Se per i greci la contrapposizione con gli asiatici non era una contrapposizione tra europei e asiatici, bensì tra appunto la terra delle polis e della libertà e con gli asiatici, quando il cristianesimo nell'alto medioevo diventa il marker culturale di un'ampia fascia di paesi che oggi chiamiamo europei, l'idea di Christianitas è la prima idea che in qualche modo può considerarsi un sinonimo di Europa. Potremmo tracciare anche dei punti di riferimento, per esempio
durante la battaglia di Poitiers, a proposito della battaglia di Poitiers, un cronista quindi siamo nel 732, è la battaglia attraverso il quale i Franchi fermano, ma in realtà non li fermano nemmeno perché continueranno per decenni a scorazzare in Francia, ma bloccano momentaneamente gli eserciti musulmani che stanno risalendo dalla penisola iberica verso appunto la Francia settentrionale. Nel corso di a proposito di quella battaglia, un cronista parlò dei cristiani, dei soldati, scusate, degli europei, dei soldati europei che fermano il Moro infedele. Ecco, una seconda contrapposizione è tra cristiani e infedeli. Questa è una contrapposizione che ha una valenza culturale molto forte, perché si regge sulla contrapposizione tra la religione che deriva dalla Bibbia e quindi dalla predicazione di Cristo, che si è diffusa nei primi secoli dopo Cristo in Europa, e un'altra religione monoteista che si è diffusa invece in Arabia, nella penisola arabica, a partire dal VII secolo. Ecco, quest'idea della contrapposizione tra cristiani e infedeli è un'idea che è molto forte, che contribuirà per esempio a far sì che l'impero molto provvisorio che costruirà Carlo Magno sarà dal suo stesso fondatore denominato Sacro Romano Impero. Il romano era una pura citazione dei fasti di Roma e il sacro era riferito al legame che i franchi ebbero con la Chiesa di Roma. Ecco, quindi cristiani da una parte, infedeli dall'altro. Le due popolazioni che abbracciano le due religioni monoteistiche si danno degli infedeli le une con gli altri. Per i cristiani sono infedeli musulmani e viceversa. Naturalmente questa contrapposizione, tutte le contrapposizioni non escludono che vi sia anche un'ampia convivenza tra i due nemici o avversari, no? Nei secoli della contrapposizione tra cristianità e Islam sono molti di più i periodi in cui cristiani e musulmani convivono tranquillamente, per esempio commerciando assieme nel Mediterraneo, e sono molti di meno gli anni, i periodi in cui invece si fanno la guerra, per esempio durante quel fenomeno complesso che furono le crociate. Ecco, c'è poi da dire che in realtà considerare l'Europa Christianitas, cioè una comunità cristiana, questo elemento, questo paragone, non questo paragone, questa sovrapposizione non dura molto, dura alcuni secoli, però all'altezza dell'undicesimo secolo vi è già il grande scisma della Chiesa cristiana, quindi tra Chiesa occidentale e Chiesa orientale ortodossa, e poi naturalmente a partire dal XVI secolo la cristianità occidentale si dividerà al suo interno per la riforma luterana prima, per lo scisma anglicano dopo e così via. Quindi questa Christianitas, l'identificazione dell'Europa come Christianitas, in realtà è un'identificazione che vale per alcuni secoli e che è molto problematica. Va considerata proprio come un processo storico, non come un dato fisso una volta per sempre. Cambia la cristianità e cambia questa sovrapposizione. Un altro elemento che contribuisce a far sì che gli europei, o quello che noi chiamiamo europei, si sentano tali, posto che al giorno d'oggi noi ci sentiamo europei e questo
è un elemento che conto nel corso di queste lezioni sia direttamente o indirettamente trattato dai docenti di questo corso, posto che noi ci sentiamo europei. Un altro elemento che contribuì, anche qui, non necessariamente in positivo, ma in negativo, a rinsaldare una coscienza di sé, è la scoperta dell'America. Perché? Perché la scoperta dell'America mette l'europeo di fronte a una scoperta che è quella dell'indio. Chi è l'indio? Voi sapete che a causa del grande fraintendimento che ci fu nella spedizione di Colombo, che riteneva di essere giunto nelle Indie, cioè nell'Asia estrema, gli abitanti, i nativi dell'America furono chiamati in spagnolo indios e da quella volta i nativi americani sono chiamati indiani, no? Anche noi i pelle rossa li chiamiamo in lingua italiana indiani. L'indio è un nuovo soggetto con il quale l'Europa, l'uomo europeo, la cultura europea, la religione europea entra traumaticamente a contatto a partire dagli ultimi anni del 400, dai primi anni del 500. Traumaticamente questo vale più per la parte americana che per quella europea, perché il contatto fra questi due mondi, il vecchio mondo e il nuovo mondo, l'Europa e il continente inaspettato che nessuno pensava di trovare, eppure sta lì tra Oceano Atlantico e Oceano Pacifico, fu un contatto soprattutto mortale, traumatico per gli indios, che patirono per una serie di motivi l'incontro con gli europei, che si rivelò in larga parte, si trasformò in larga parte in un genocidio. Ma non è di questo che vogliamo parlare. Vorrei semplicemente dirvi che l'idea dell'altro rispetto all'europeo è una scossa fortissima per la coscienza dell'Europa. Guardate, l'altro non è quello di colore, il nero, a parte che gli americani erano considerati più rossi che neri, perché da secoli, da sempre, gli europei hanno a che vedere, conoscono gli asiatici, conoscono gli africani, quindi non è un problema di colore della pelle, non è neanche un problema di avere a che fare con popoli che non conoscono Cristo. Gli europei da sempre erano in contatto, per esempio durante l'esplorazione portoghese dell'Africa nel corso del 400, con popolazioni che non conoscono Cristo. Il problema è che l'Indio pone tutta una serie di problemi di carattere antropologico e morale. Perché, per esempio, non si difende? Perché gli indios muoiono a migliaia appena arrivano a contatto con gli europei? Perché si suicidano a centinaia nelle isole sotto il dominio europeo, come ha fatto Cortés con poche centinaia di uomini, in realtà armati fino ai denti, con strumenti quali il ferro, la ruota, del tutto sconosciuti all'epoca nel Messico. Come fa Cortés con poche centinaia di uomini a abbattere un intero impero, quello azteco? Ecco, il dibattito sulla natura dell'indio, cioè il dibattito su come deve comportarsi l'europeo con popolazioni così diverse, che non conoscono Cristo, che hanno usi, costumi, pensate al cannibalismo, diverse da quelle europee, è un dibattito che contribuisce moltissimo a precisare l'idea di Europa come contesto culturale e luogo
che condivide alcune esperienze storiche. Non so se vi siete accorte, care ragazze e cari ragazzi, ma io sto facendo letteralmente lo slalom speciale con le parole per evitare di parlare di identità da una parte e di civiltà dall'altra. Sono due termini che mi sembrano poco utili. La civiltà europea normalmente viene identificata con una serie di movimenti artistico-filosofico-letterari, la civiltà greca, romana, che ne so, il cristianesimo medievale, il Rinascimento, la rivoluzione scientifica, quelli che studiate spesso a scuola. Ecco, mi sembra molto riduttivo parlare dell'idea d'Europa come una serie di scatoloni che noi abbiamo identificato come importanti. Come mi sembra poco utile parlare di identità, perché le identità collettive sono qualcosa di molto più complesso di questi elementi che si usa a parlare di civiltà. Quando si parla di civiltà europea si corre il rischio, e qui vi inviterei a prendere nota di questa parola, magari provando voi a cercare cosa significa. Si corre il rischio di fare dell'eurocentrismo, cioè noi consideriamo civiltà quello che noi consideriamo i valori fondamentali di una società. In realtà le altre civiltà che operano per esempio in maniera completamente diversa da noi le degradiamo a altre civiltà, ma non sulla base di ciò che sono, ma sulla base di ciò che hanno o che non hanno rispetto a noi. Questo è l'eurocentrismo e questo è l'atteggiamento che attraverso vari percorsi storici, per esempio il colonialismo, ha retto il rapporto dell'Europa con altre popolazioni. Come si evolve questa idea di Europa? Beh, abbiamo detto che uno degli elementi fondamentali è il rapporto con le altre popolazioni extraeuropee, l'indio, da cui nasce il dibattito sulla natura dell'indio e l'idea di buon selvaggio. No, l'indio è buono, ma è un bambino. Ancora una volta, come vedete, si giudicano gli altri sulla base di ciò che non hanno rispetto a ciò che noi abbiamo. Gli indios, gli americani, sono religiosi. Un altro elemento che ha contribuito a formare l'idea d'Europa, e qui sarò necessariamente più veloce, ma credo che i vostri professori vi possano aiutare ad approfondire questi due temi, sono da un lato la formazione degli Stati europei. Lo Stato europeo, che non è un unicum nella storia dell'umanità, però ha delle caratteristiche abbastanza forti. Lo Stato moderno, così come nasce, è una formazione che permea la vita degli europei. Dal punto di vista delle competenze dello Stato, dell'autorità del re, del principe e dell'amministrazione pubblica e quant'altro. L'altro elemento è che proprio a seguito delle guerre di religione che si sviluppano in Europa dopo la riforma protestante all'inizio del XVI secolo e le varie riforme che ne discesero, Lutero, Calvino e quant'altro, grazie alle guerre di religione, con molta fatica nel corso di almeno 2 secoli, si è precisata in Europa un'idea di separazione dello Stato dalla religione. Cioè l'idea che la convivenza civile in qualche modo vada retta da leggi che non sono quelle religiose e che la sfera religiosa dell'individuo debba essere, è opportuno che sia separata dalla sfera pubblica. Questo per evitare che
la società sia attraversata dai sconvolgimenti dovuti alle contrapposizioni religiose. Quando vediamo che, per esempio, una fascia minoritaria di Islam ritiene che la Sharia, cioè la legge musulmana, coranica, debba reggere la convivenza civile, questo è un esempio di qualcosa che in qualche maniera l'Europa ha evitato o superato. La legge religiosa governa le coscienze individuali, la legge civile deve prescindere dalle idee religiose del singolo. E naturalmente dovremmo richiamare i grandi movimenti scientifici e intellettuali come l'illuminismo, che hanno portato un concetto di diritto, per esempio il diritto, non diritto come leggi, ma diritto come diritti individuali e diritti universali, no? Quando avete studiato l'illuminismo, vedrete come nel Settecento si creerà questa idea di diritti universali. Universali non vuol dire che sono distanti dal singolo, che sono proprio comuni a tutto l'universo degli uomini. Vorrei invece brevemente portarvi, proprio perché mi interessano i processi storici piuttosto che le grandi svolte del pensiero. Sono uno storico, non sono un filosofo, quindi credo che lo spirito del tempo sia più da trarre dai fatti della storia che dall'evoluzione delle idee. E vorrei fissare la vostra attenzione piuttosto su un processo storico molto importante, cioè quelle idee illuministe in realtà ebbero realizzazione prima di tutto al di là dell'Atlantico, in quello che era considerato una terra da avventurieri, cioè gli Stati Uniti, quelli che sarebbero diventati gli Stati Uniti d'America, nelle 13 colonie che realizzano per prime non solo una repubblica, cioè rendono palese che può esserci uno Stato senza re. Nemmeno la grande rivoluzione inglese del Seicento era riuscita ad abolire il re. Aveva abolito l'idea di monarchia di diritto divino, ma non aveva abolito il re. Invece gli USA ci riescono. Non solo, ma riescono a costituire una nazione federale. Questa è la sfida che attende l'Europa tra 8 e 900. È l'idea d'Europa. Una duplice sfida, la nazione e cosa significa federale. Cos'è la nazione? La nazione è una nuova idea di comunità che nasce fra 7 e 800, in cui tutti si possono riconoscere. Molto sbrigativamente. Se prima la nazione, la comunità consisteva nel riconoscersi in un padre, il re, in una terra, magari nella propria parrocchia, eccetera, tra 7 e 800 nasce l'idea di nazione come comunità che si riconosce in vari elementi. Un territorio, magari anche una lingua, negli Stati Uniti non tanto, magari anche una religione, meno che meno negli Stati Uniti, e così via. No, quel processo che si chiama nazionalismo e che avrà e sarà comune a tutti i paesi d'Europa e che solo noi in Italia abbiamo chiamato risorgimento, chissà perché, anzi c'è un motivo che vi stimolo ad approfondire. E dall'altra parte gli Stati Uniti d'America forniscono una interessante elemento di confronto e di imitazione. Nell'Ottocento si incomincia a parlare di Stati Uniti d'Europa e è il tentativo di mettere insieme queste due cose. Da una parte le nazioni che stanno trasformando l'idea di Stato in Europa, no, con la formazione delle nazioni, appunto, degli stati autonomi dove non erano autonomi, per esempio l'Italia, Stati Uniti,
uniti al proprio interno, dall'altra parte come, se è possibile, tenere assieme gli Stati europei. Il culmine di questa utopia è rappresentato, come sappiamo, proprio da un italiano, cioè quel Giuseppe Mazzini che dopo aver fondato la Giovane Italia nel 1831, cioè un movimento che vuole l'unificazione dell'Italia, fonda addirittura la Giovine Europa nel 1834. Ciascuna nazione avrebbe avuto un compito specifico e tutti i compiti singoli riuniti avrebbero costituito il compito generale dell'umanità. Si tratta non solo di una idea utopistica, cioè teorica e difficile da realizzare, ma anche di un'idea che non ha sostanzialmente senso. Un po' perché Mazzini è ricercato dalle polizie di mezza Europa come terrorista, e un po' perché è difficile all'alba del 1830 tenere assieme questi due elementi: la nascita delle nazioni in Europa e la possibilità di unire queste nazioni. Perché? Perché il nazionalismo, che nasce come volontà di unire una comunità al suo interno, un po' alla volta diventerà un fenomeno di aggressivo, di precisazione di una nazione contro l'altra. Quindi l'utopia mazziniana di far sì che attraverso le nazioni si arrivi a una Europa unita, magari si dirà nella seconda metà dell'Ottocento, attraverso gli Stati Uniti d'Europa, si rivelerà un percorso difficilmente seguibile. In realtà le nazioni europee procederanno come su binari unici verso gli scontri uno con l'altra, uno contro l'altra. E noi sappiamo, abbiamo la data precisa quando questi treni delle nazioni d'Europa daranno vita al disastro ferroviario che corre il rischio di porre fine non tanto al sogno di un'Europa unita quanto alla vita stessa delle nazioni. Quella data è il 28 giugno 1914, quando a Sarajevo viene assassinato il principe ereditario austriaco, e è la scintilla che fa scoppiare la prima guerra mondiale. E da qui ripartiremo nella prossima lezione.